Tra i comuni interessati alla prossima tornata elettorale c'è quello di Aragona. Al momento sono 4 i probabili candidati a sindaco che si contenderanno il prossimo mandato elettorale. Tra questi l'ex sindaco dal 97 al 2007 Biagio Bellanca, che è anche attuale presidente del Consiglio Comunale. Poi c'è Giuseppe Pendolino, che si candiderà con una lista civica, Alessandra Craceffa, psicologa, la sua prima esperienza politica con il Movimento 5 Stelle. Ovviamente riproporrà la sua candidatura anche l'attuale sindaco Salvatore Parello, con una lista civica formata da esponenti che non siano necessariamente legati a un partito politico. Intanto stamani abbiamo fatto un sondaggio tra gli abitanti del paese su quello che chiederebbero al nuovo sindaco e sulla qualità della vita di Aragona. 4 anni indietro facevamo domanda per capitare un posto per quando moriamo. Cimitero? Sì, spindiamo un poco di grana. Ancora aspettiamo un po'. Quindi lei ancora aspetta notizie da parte del comune per il loculo? Sì, ancora aspettiamo. E i grana se li pigliarono, perché ne visero, ora ce ne mancano ancora. Di questa amministrazione è soddisfatto del sindaco che ha governato e della giunta? Ma ha governato per fatto suo, non per fatto del popolo. Cosa chiederebbe al nuovo sindaco? Che sa, che se mi donasse un posto, se con pagarlo, se con grazie. Sono soddisfatto, come un dolore di stomaco. Ecco, lei come anziano, la qualità della vita, della sua vita, della vita degli anziani ad Aragona com'è? Io l'ho fatta in Germania meglio. Cosa chiede al nuovo sindaco lei? Io che ripara pure le strade, che fanno schifo. Per me dovrebbero andare avanti, non morire, perché si può dire che siamo in Africa, non ad Aragona. Vengono i nipuri, vengono gli extracomunitari, giusto, dobbiamo essere civili, però dobbiamo pensare anche per noi. Cosa chiede al nuovo sindaco? Io chiedo al nuovo sindaco di cambiare qualcosa, cambiare però in meglio, non in peggio. Perché quando una cosa va avanti è sempre buono per tutti, per me, per chilo, ma io non ne re, no, come Cordaro. Io giustamente ho mio figlio che già ha 4 anni che è in Belgio e lavora là e meno male che se n'è andato perché Aragona non offre niente, tranne che ora vediamo con questo sindaco nuovo si fa risvegliare il paese perché l'economia del paese è morta completamente. Infatti sono restati solo 4 pensionati, io ho oltre 50 che per trovare un'attività c'è bisogno perché all'età mia è difficile trovare un lavoro e per i giovani non c'è futuro. Io ho una figlia di 20 anni per dire oggi sono andato a fare il curriculum per trovare un posto di lavoro ma è difficilissimo. Cosa vorrebbe lei dal nuovo sindaco? Che aggiustasse un poco le cose del paese, che sia un bravo sindaco che fa fiorire il paese di Aragona, perché il paese di Aragona è morto, che io mi ricordo, cioè di loro sposato, mia moglie addirittura da Agrigento, il corso era pieno di persone, alla sera alle 8, alle 8 e mezza si passeggiava, come il Raffadale, ora Aragona alle 8 c'è il coprifuoco, è desolato, morto.